A te l'Apostolo, capitolo 10. A conversione delle prime pagane. In da città di Cesarea c'è un uomo che si chiamava Cornelio. Era un centurione dell'esercito romano che comandava la squadra italiana. Questo era un uomo assai giusto e santo che campava sotto il timore di Dio. Issa e tutta la famiglia sua. Faceva assai l'elemosina e pregava a Dio tutti i giorni. Un giorno, mezzo e tre, troppo mezzogiorno, in una visione vedette un angelo che aveva incontro a essa e lo chiamai. Cornelio, chi sto guardai con timore le ricette. Che vuoi a me, Signore? Tutte le preghiere tue e tutte le lemosine che hai fatte sono salute in cielo e sono arrivate innanzi a Dio, che sei ricordate te, le ricette che l'angelo. Mo, manda in da città e Giaffa certi uomini e fa venire da te un certo Simone, chiamato pure Pietro. Chi si trova in da casa un certo Simone, che fa un bollettiere, e a casa sua si trova vicino all'arena romana. Quando chi l'angelo che l'aveva parlato se ne rifiuta, Cornelio chiamai subito due riserve suoi e pure un soldato, che stava a servizio suoi, e mannai a Giaffa. L'oppa che aveva spiegato a loro ogni cosa. Un giorno appresso, per tramite loro camminavano in mezzo a via e si stavano avvicinando a quella città, Pietro si jette in coppa all'oggi per si mettere a pregare. Era quasi mezzogiorno. La venette fame voleva mangiare, ma andramento le stavano preparando un mangiare. Saniette, destra c'è veretto il cielo aperto e una cosa che scendeva che rassomigliava a una tovaglia, assai rossa, che scendeva in terra, mantenuta a tutte e quattro pizze. Dentro a quella non ci stavano ogni sorta di bestie, a quattro zampe, sia per la terra e a uccello lo cielo. Poi sentette una voce che diceva: «Susati, Pietro, accira e magna». E Pietro subito rispondette dicendo: «No, Signore, io non ho mai mangiato niente che non potesse essere santo e pulito». Tutte quelle che Dio ha pulizzato, le rispondette quella voce: «Tu non leghi a me più una cosa zozzosa». E che si succedette per 3 volte. Poi andrà esatto che il lenzuolo fu portato in cielo. Petteramente Pietro si addimandava sconcertato in da essa che potesse ricevere quella che aveva visto. Quell'uomo, che era stato mandato a Cornelio, roppa che aveva spiato dove si trovasse quella casa, e Simone, si fermai proprio vicino alla porta di quella casa. Tuzzulaino, avvicino alla porta, dimandai se Simone, che aveva pure chiamato Pietro, alloggiasse in quella casa. Pietro stava ancora pensando a quella visione, quando spirito le ricette, e villano. L'angelo stanno 3 uomini, che vanno nascendo, susto, scinno e va subito insieme con loro, perché sono stati io che l'hanno mandato qua. Pietro scendette incontro a quell'uomo di ricette. «O vicano, sono chi che voi state cercando. Perché siete venuti qua e perché mi state cercando?» E chi le rispondette: «Siamo venuti qua per conto di Cornelio, che è un centurione romano. Questo è un uomo giusto che era rinda a Dio e assai apprezzato danza alla breia. L'angelo, mandato a Dio, l'ha avvertito ed è mitato in da casa sua e sta a sentire tutte quelle che tu riceverai a essa». Pietro facette tra sì e facette alloggiare in da quella casa. O giorno appresso, Pietro si mettette in cammino insieme con l'uomo e mandato a Cornelio. Pure certi cristiani che stavano a Giaffa volettero accompagnare. E il giorno appresso arrivarono a Cesarea. Cornelio aveva unito in da casa sua e pure tutti i parenti e parecchi amici suoi più cari. Veramente Pietro si era in da casa sua. Cornelio la jette incontro e si buttò innanzi ai piedi suoi. Ma subito Pietro facette aizzare dicendole: «Aizzate, perché pure io sono un uomo come te». Poi, continuando a parlare con essa, trasette in da casa e trovò unita parecchia gente in da quella casa e ricette. «Voi sapete buono che non è lecito che una brei sta insieme con un pavana e trasire in da casa sua. Dio invece mi ha mostrato che mi ha fatto capire che non si può chiamare anche avvocato e zuzzuccio nessun uomo. Proprio per questo sono venuto subito qua, quando voi mi avete mandato a chiamare. E mo volesse sapere a voi, perché mi avete fatto venire qua». E Cornelio ricette: 4 giorni fa, proprio rinda a questa stessa ora, stavo facendo la preghiera alle 3, troppo mezz'ora, rinda a casa mia. Quando si presentò una, annanzi a me, vestito con una veste assai bella, e mi ricette: «Cornelio, sono state accettate le preghiere tue e sono state ricordate tutte le elemosine tue innanzi a Dio. Manda a chiamare Simone, che chiamano pure Pietro. Chi si mostra rinda a casa di Simone o pellettiere, vicino al mare. Io subito ti ho mandato a cercare e tu hai fatto buono a venire qua. Ma tutto quando noi, innanzi a Dio, stiamo uniti per sentire a rinda bocca tua tutte quelle cose Signore da comandate non ci fa sapere». O riscorse Pietro presso Cornelio. Pietro per le parole ricette: «Ma mi sto rendendo conto che Dio tratta tutto quanto in la stessa maniera.
perché Dio va bene a tutti quelli che credono in essa e camminano in tuo volere suo, senza guardare a chi lo popolo che appartengono. Questa parola che essa ha mandato a tutti i figli di Israele, annunziando a loro la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutta la gente. Voi conoscete tutto quello che è successo in tutta la Giudea, cominciando in da Galilea, dopo il battesimo di Giovanni. Voi conoscete come Dio consacrare in lo Spirito Santo e in da potenza sua Gesù e Nazareth, che passai facendo bene e facendo sta buona a tutti quelli che stavano sotto potere roriavolo, perché Dio stava sempre insieme con essa. E simile attestando tutto quello che essa ha fatto in da terra a Giudea e in da città di Gerusalemme. Loro l'hanno accisa appendendola alla croce. Dio invece l'ha fatta risorgere il terzo giorno e volette che comparesse non a tutto il popolo, ma a un uomo che Dio aveva scelto da noi, che abbiamo mangiato e vippato insieme con esso, dopo che era risorta in dei morti. E ci ha comandato a far sapere a tutto il popolo e a testare che Cristo è stato costituito da Dio, giurace di vivere e morte. Tutti i profeti hanno parlato di Gesù Cristo dicendo che tutti quelli che credono in esso ottengono subito perdono dei peccati, perché esso è in mano sua che lo potere perdonare i peccati. Battesimo le prime pagane. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando andrà satta c'è detto Spirito Santo in cuore a tutti quelli che sentivano quelle parole sue. E tutti quelli che credevano e appartenevano alla Breia, che erano venuti insieme con Pietro, si meravigliavano che pure in cuore all'uomo e femmine pavane fosse sceso lo Spirito Santo, perché pure loro cominciano a parlare lingue diverse e glorificare Dio. E Pietro dicette, come si fa a non battezzare con l'acqua tutti questi che hanno avuto lo Spirito Santo come a noi? E comandai che venissero battezzati in nome di Gesù Cristo. Dopo tutte queste, priarono a Pietro e si fermò insieme con loro per qualche giorno.